Oggi si è discusso del processo di canonizzazione di Santo di Rosario Livatino, quali le novità? La novità è la chiusura ufficiale, quindi l'ultima sessione pubblica per dichiarare concluso il processo nella sua fase diocesana. Gli atti poi saranno trasferiti a Roma, poi la Congregazione per le Cause dei Santi valuterà se il candidato può essere dichiarato già subito venerabile, quindi procederà poi con le altre indagini per concludere il cammino con la beatificazione e la canonizzazione. Oggi abbiamo comunicato che nel mese di ottobre si concluderà ufficialmente e che gli atti che in questo periodo sono stati redatti qui in diocesi saranno trasmessi a Roma perché Roma continui l'iter secondo la prassi. L'augurio è che al più presto si arrivi a una conclusione. Noi abbiamo dovuto seguire necessariamente questa Costituzione dove ci sono tutte le indicazioni per fare un processo di canonizzazione. In diocesi, che è il primo passo per avviare alla canonizzazione una persona, è stato fatto questo processo, iniziato lo scorso 21 settembre 2011 e si concluderà il 3 di ottobre. Noi non stiamo dando una valutazione, stiamo solo dicendo e sottoponendo il nostro giudizio, il nostro lavoro al giudizio della Chiesa. La Chiesa con i suoi esperti valuterà se ci sono le condizioni per poter arrivare alla canonizzazione del giudice Rosario Angelo Livatino. Nella mia qualità di giudice delegato io vi posso dire soltanto questo, che quella figura veramente magnifica che è stato il giudice Rosario Livatino, che nell'osservanza della sua professione ha veramente speso tutto, ha dato tutto, impregnando ogni circostanza della sua vita di Vangelo, risulta essere vera. Ci sono tante testimonianze, le avete vagliate, se ce ne può dire qualcuna magari? Le testimonianze ci sono state testimonianze dirette e credo che queste siano state 45. Poi ci sono anche delle testimonianze indirette, nel senso che appunto sono delle persone che hanno fatto pervenire la loro testimonianza al postulatore che poi le passa al tribunale oppure direttamente al tribunale. Per rendere pubbliche tutte queste cose bisogna che si arrivi alla congregazione dei Santi, il quale raccoglierà tutto questo lavoro istruttorio fatto qui ad Agrigento e lo renderà pubblico. Sentiamo la testimonianza dell'avvocato Taibi che fu ai suoi tempi anche presidente della provincia. Sì, ho frequentato molte volte il giudice Livatino, essendo un avvocato penalista sono andato tante volte a trovarlo e tante volte ho avuto discussioni in fatto di diritto e in particolare per i processi che lui trattava. L'ho trovato sempre una persona disponibile, una persona distinta, una persona molto per bene e principalmente una persona molto oculata in quelle che sono state le sue decisioni. Negli ultimi tempi ci siamo visti tante volte e tra gli altri migliori ricordi ho un ricordo che vi segnalo direttamente. Allora io ero presidente della provincia e lo invitai ad una manifestazione. Lui mi disse che probabilmente sarebbe stato presente, però la mattina mi fece avere questa lettera che io ho qui nelle mani, datata 30/11/81, in cui mi dice: caro Presidente, mi permetto di scusarmi perché non sarò presente alla manifestazione, in quanto ho un processo e questo processo mi ha impegnato fino alle 18:15 e quindi il tempo materiale non ce l'ho. Tra l'altro la giornata era cattiva, devo tornare direttamente a casa e non posso venire. Le chiedo tante scuse. Questo è uno dei ricordi più belli che ho. Però i ricordi sono tanti perché essendo un avvocato penalista ed essendo all'interno del tribunale ho apprezzato moltissimo le sue doti. Mi auguro che il Signore lo tenga in gloria e che sempre di più possa godere di quelli che sono i beni celesti.